Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Casperia in provincia di Rieti. Il comune dalle origini antichissime si trova a 397 metri sul livello del mare e conta poco più di 1200 abitanti. Casperia custodisce uno dei panorami più belli dei Monti Sabini. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Casperia! E con il sindaco Marco Cossu presentiamo il comune di Casperia. Prima di tutto vi do il benvenuto in questo paese, siamo in provincia di Rieti, nella Sabina, quindi nel sud della Valle del Tevere, una zona collinare, 1200 abitanti distribuiti sul centro storico, che è un bellissimo borgo medievale che sicuramente avete apprezzato, ma anche nelle campagne, un territorio sia montano ma ricoperto anche di uliveti, quindi abbiamo una bella composizione di territorio e soprattutto aperti al mondo. Uno dei panorami più belli dei Monti Sabini. Sicuramente sì, da qui appunto possiamo andare da 360 gradi quasi fino a Roma e fino al Terminillo. Un centro storico fondato sulla roccia. Sì, esattamente, proprio l'antico nome di Casperia, forse il più vero e originale, è Aspra, come si è chiamato il paese fino al 1946, perché era il nome del monte, un monte roccioso di roccia calcarea, e su questa roccia calcarea circa 1000 anni fa i nostri avi costruirono questo borgo per difendersi, come nel periodo dell'incastellamento intorno all'XI secolo. E tra le famiglie passate qui a Casperia, gli Orsini. Sì, Orsini, ma soprattutto Savelli. Savelli che erano i feudatari principali di questa parte di Sabina Tiberina. E poi abbiamo ancora un palazzo storico come Palazzo Forani. Palazzo Forani è una dimora storica che abbiamo nel nostro centro storico, è un palazzo che ha secoli di storia, una stratificazione dal Medioevo fino all'Ottocento che ha molto da raccontare. Ancora si vedono tante torri poi intorno al paese. Sì, questa è una delle caratteristiche più belle del paese, le mura di cinta che sono in buona parte conservate, in alcuni casi le torri sono state inglobate in abitazioni o palazzo come Palazzo Forani. E negli ultimi tempi anche tanti imprenditori, ma anche artigiani, hanno deciso di investire qui. Sì, sempre di più ci sono persone che vengono da fuori, mettiamola così, italiani o stranieri che scelgono Casperia per attivare nuove imprese in tutto il territorio, sia nel centro storico, sia in campagna, sia di ricettività ma anche attività artigianali. Nella storia anche Virgilio parla di Casperia nell'Eneide. Eh sì, questo è proprio infatti un po' il casus belli del cambio del nome nel 1946. Nel Rinascimento nasce questa convinzione che l'antica Casperia fosse qui, questa città mitologica di cui parla Virgilio. Nei secoli si è consolidata questa convinzione, non suffragata da evidenze scientifiche, ma questa voglia di nobiltà antica romana dopo la Seconda Guerra Mondiale ha preso il sopravvento e così da Aspra, dopo 1000 anni, ci siamo chiamati Casperia. Poi è un centro storico che vive con tante manifestazioni. Sì, noi facciamo moltissime attività culturali, concerti, spettacoli teatrali. Tutta l'estate, ogni settimana c'è uno spettacolo, soprattutto in collaborazione con le associazioni culturali che hanno il piacere di lavorare a Casperia proprio perché c'è questo clima di grande dinamismo culturale. E c'è un'associazione Prologo abbastanza attiva. La Prologo è ovviamente la più attiva, con una lunghissima storia, 40 anni di storia, che ovviamente lavora sulla parte di promozione turistica a livello gastronomico, ma non solo. Ma che cos'è Casperia per lei? Casperia per me è il cuore della mia vita e qui ho dedicato tutte le mie passioni e a volte ho messo anche da parte molto di me stesso per dedicarmi anima e corpo a questo paese, perché il mio impegno politico è servito a questo, nel senso che non volevamo che Casperia fosse un paese soltanto bello da vedere e non da vivere, invece noi vogliamo che sia un paese vissuto e dove si viva bene. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
Certamente siete tutti invitati a Casperia sia per passare una o più giornate immersi nel verde, nella natura, ma con un paese da conoscere, da scoprire anche a livello antropologico, perché anche le persone sono da scoprire e sono la ricchezza della nostra comunità. E poi anche quelle persone che si sono stancate magari di vivere una vita metropolitana possono venire qui e godere comunque di una vicinanza o di servizi come la banda ultralarga, che serve comunque per lavorare oggi. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo per incontrare il parroco di Casperia. E con gioia incontriamo il parroco Don Delfin Nkumu. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Casperia. Buongiorno, grazie mille di essere venuti qui a Casperia. Sono Don Delfino, come ha detto, parroco di Casperia da luglio 2022. Sono arrivato qui a Casperia accolto da tutti i parrocchiani. Devo dire la verità che è una comunità bellissima, meravigliosa, con una gente accogliente, la gente molto religiosa e non solo, una gente che si dà anche da fare, non solo per sopravvivere, per campare, ma anche per nutrire la mente e anche lo spirito con le attività culturali, colloqui, le conferenze, gli incontri così, la danza e tante altre cose. E quindi è una bella comunità che mi piace molto. Al momento la chiesa di San Giovanni Battista, che è la chiesa madre, è ancora chiusa per il terremoto e le maggiori celebrazioni avvengono qui. Sì, certo. E quindi diciamo che prima le celebrazioni si facevano in 3 chiese, la chiesa madre San Giovanni, la chiesa Santa Maria in Legarano, l'altra frazione, e poi anche qui. E quando c'è stato il terremoto del 2016, quindi sono state chiuse tutte e 2 chiese, quindi la chiesa madre San Giovanni e Santa Maria Legarano, e adesso tutte le funzioni, tutte le celebrazioni si fanno in questa chiesa. Diciamo che il patrono è San Giovanni Battista. Certo, il patrono è San Giovanni Battista. E abbiamo anche una bella statua. Certo, bellissima statua. So che è anche molto sentita qui la festa di Sant'Antonio Abate. Sì, direi che la festa più sentita, perché quando c'è Sant'Antonio Abate tutta la popolazione partecipa alla messa e alla processione, e poi c'è anche la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli. Anche la festa dell'Assunta unisce un po' tutti. Certo, la festa dell'Assunta della Mamma Celeste, quindi la festa di tutti i figli, è molto sentita. Abitualmente in passato si faceva la processione lunga per le vie del centro storico fino a qua giù, e purtroppo in un certo momento non si faceva più, anche per mancanza dei portatori. E comunque dall'anno scorso hanno ricominciato con questa bellissima tradizione di fare questa processione lunga con la Madonna, e l'anno scorso abbiamo fatto questa processione fino alla chiesa annunziata. È un momento importante dedicato anche alla Madonna della Neve. Sì, anche la festa della Madonna, quindi la Madonna per la frazione che si chiama Paranzano. C'è questa festa che facciamo ad agosto, ma è molto sentita anche. E quindi i santi delle chiese o delle contrade non sono festeggiati soltanto dagli abitanti della contrada, ma da tutta la popolazione di Casperia. È la cosa che mi piace molto. Sentivo che anticamente addirittura qui a Casperia erano presenti 18 chiese. E ho letto ultimamente nel registro della diocesi del 1343, e quindi c'erano qui sul territorio di Casperia ben 18 chiese. Si vede che c'era una grande devozione, una grande spiritualità quindi per la fede.
In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Vorrei ringraziare la cittadinanza di Casperia perché è una popolazione molto unita, una popolazione che vuole bene al proprio paese, alle proprie tradizioni e una popolazione anche, come l'ho detto all'inizio, che si dà da fare per far vivere il paese, per uscire dalla solitudine e vorrei dire alla popolazione di andare avanti, di continuare a volere bene il paese. Questa è la cosa più importante. Possono mancare tutto, ma non mancare l'affetto, l'amore verso il proprio paese e questo è il segreto per andare avanti e li saluto e auguro bene e saluto a tutti loro e gli chiedo di continuare ad andare avanti così con l'amore del paese e l'amore delle tradizioni. Grazie parroco e noi continuiamo il nostro itinerario, adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Casperia. E a Casperia anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con lo chef Franco Brancatella. Grazie, buonasera. Intanto la ringraziamo perché oggi l'abbiamo tolta al lavoro e quindi per noi è una gioia è un piacere che è qui con noi e con Borghi d'Italia. Quindi andiamo a presentare le tipicità e i piatti di Casperia. Allora, la Casperia è una terra molto povera, dove abbiamo quasi tutto delle nostre terre. Possiamo iniziare dal piatto tipico che è gli stringozzi, che è una pasta semplice, acqua e farina, dove poi viene condita con un sugo molto ricco. In base viene fatto con un sugo di carne di maiale e pasta di salsiccia. Negli anni questo piatto tipico è stato poi, trasformato anche condito con un sugo di guanciale e pecorino, perché non si può chiamare agricia perché non siamo all'origine qui come cosa. A Casperia abbiamo una nostra sagra dello stringozzo che negli anni ha sempre portato migliaia di persone nel nostro paese e siamo arrivati alla 42esima edizione come manifestazione. In che periodo? È la prima settimana di agosto e siete pregati a venire tutti quanti perché voglio dire mi sembra più che giusto. Poi abbiamo la pastorizia nelle nostre montagne con gli allevamenti di pecore dove ci sono i contadini che producono ricotta, formaggi, pecorini di ottima qualità, tutto naturale naturalmente. E poi la montagna ci dà il cinghiale, che noi andiamo a caccia, eccolo qui. Poi colombacci selvatici, che sulla polenta è la morte loro, sulla spianatoia. Poi abbiamo i nostri dolci tipici, che sono i biscotti secchi che vengono fatti normalmente durante le feste, che è una cosa tipica, con i mostaccioli, tutte queste cose qua, e il pane. Questi sono, i prodotti principali della nostra terra. Anche se vedo una bella crostata poi. Sì, perché sono le viscere selvatiche che sono di Casperia. Ma vedo questa qui anche una frittella. Allora, questa è una cosa che facciamo a Casperia, si chiamano le fregnacce. È tipo una crepe che viene aromatizzata con la mentuccia selvatica e poi dentro viene messo del parmigiano o del pecorino a piacimento e poi l'olio. Casperia è invasa di oliveti e noi produciamo un ottimo olio, anche perché è marchiato DOP. E questo piatto qui? Quello è il mantenimento di un formaggio. Pecorino messo sott'olio, in modo che uno lo produce nel periodo suo e poi lo può mangiare tranquillamente durante l'arco dell'anno. Ma qual è la caratteristica dell'olio di Casperia? È buono. È buono, è molto buono, ha un tasso di acidità giusto, corretto, a differenza dell'olio pugliese che è molto acido e rimane buono al palato. E qui stiamo all'interno di un palazzo storico e qui abbiamo anche... E queste sono le vecchie giare dove una volta si conservava l'olio. Una domanda che ho fatto e farò un po' a tutti, ma che cos'è Casperia per lei? Casperia per me è la mia famiglia. Io abitavo in un altro paese, ho conosciuto mia moglie e mi sono comprato casa qui e mi sono trasferito. Poi quando sei a Casperia ti innamori. Lei poi va a Roma per lavoro? Io tutti i giorni vado a Roma, faccio il pendolare su Roma per lavoro. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
Beh, invito tutti quanti, prima di tutto, a venire alla sagra degli Stringozzi la prima settimana di agosto e poi a visitare Casperia, perché non è solo Stringozzi, è anche tutto il paese e varie cose. Grazie a Grazie. Franco Brancatella e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Casperia. E adesso andiamo a scoprire l'Accademia di Alta Sartoria Massoli e lo facciamo con la direttrice Maria Grazia Cimini. Io inizierei con chi è Maria Antonietta Massoli. Maria Antonietta Massoli era la mia mamma, che aveva una passione smodata per la sartoria, nasce in una famiglia di sarti da uomo, migra verso quella femminile in una sua personalissima scelta, inizia a 9 anni ad imparare da una sarta del paese, a 18, quando ancora non era neanche maggiorenne, si avventura verso Roma alla ricerca di lavori importanti, inizia dai più grandi sarti, Lancetti, André Logue, fino ad approdare a Fendi, che è praticamente stato un po' il suo grande amore per la vita, quindi dal 1982 c'è questa stretta collaborazione. Di conseguenza, quando io ho preso le redini poi della sartoria, tutto ciò che noi portiamo avanti adesso nell'Alta Sartoria è in qualche modo un patrimonio che lei ci ha donato. E noi abbiamo visitato questa mattina la sua sartoria e abbiamo visto anche sua figlia che continua la tradizione. Sì. Diciamo che si è innamorata magari un po' dopo di me, perché prima ha conseguito degli studi e poi ha scelto di proseguire questo lavoro meraviglioso, perché abbiamo la possibilità ovviamente di lavorare di grandi marchi e siamo, diciamo, a un livello per cui la gente si innamora di questo lavoro e mia figlia adesso mi sostiene e cerchiamo di portare avanti questa bellissima cosa. Tra l'altro date lavoro a più di 40 persone. Sì, diciamo che quasi 40 persone che sono del territorio, considerando Casperia e le zone limitrofe, giovani, perché crediamo molto che questo know-how debba essere tramandato, quindi a questo proposito ovviamente a un certo punto del nostro percorso è stato necessario fare un progetto legato alla formazione, perché purtroppo questo mestiere stava scomparendo e invece i dati ci dimostrano che è necessario avere dei sarti. Quindi abbiamo fatto un progetto che è stato poi messo in moto, diciamo, nel 2015 insieme a Fendi. Siamo cofondatori di questa fondazione, insieme al Comune di Casperia, che ha creduto moltissimo in questo progetto, dandoci a disposizione questo Palazzo Lucarelli, che è la sede dell'Accademia ed è un qualcosa che è assolutamente gratuito grazie al gruppo LVMH, ai mestieri d'eccellenza, che hanno creduto nel progetto e sponsorizzano insieme a Fendi questo progetto, formando dei ragazzi che saranno la nuova linfa della filiera del lusso. Quindi ogni giorno qui 8 ragazzi imparano questo mestiere. Sì. Adesso non ci sono perché è il momento dello stage. Sì, stanno facendo degli stage verso diverse aziende. È la peculiarità del nostro progetto, quindi la formazione in accademia con delle nostre ex sarte pensionate, che quindi è proprio un tramandare del know-how, dopodiché vengono in azienda accolti e quindi lì imparano a lavorare in team, imparano che cos'è stare in un'azienda, ma ovviamente in quel modo non sono più totalmente digiuni, affinché alla fine del percorso possano essere proprio parte formante delle aziende ed essere in qualche modo operativi a tutti gli effetti. I più grandi personaggi dell'alta moda hanno visitato la vostra sartoria e sicuramente a loro è piaciuto anche Casperia. Assolutamente.
Karl Lagerfeld, che era lo stilista di Fendi e anche di Chanel, un grande personaggio nel mondo della moda. Abbiamo avuto l'onore di conoscere e di ospitare qui a Casperia. Ricordo che quando veniva aveva proprio bisogno di immergersi nel paesaggio, quindi scendeva da quest'auto, lui era anche un abile fotografo, quindi faceva fotografie, proprio si beava di questa bellezza della natura e anche dell'architettura, ecco. Ma che cos'è Casperia per lei? Casperia è, diciamo, le radici da cui non mi voglio mai separare, anche se poi questo lavoro ti porta ad andare fuori, ti porta, diciamo, ad essere un pochino meno, come dire, concentrato sul posto, ma Casperia è qualcosa che mi ha accolto, che mi sta dando un prosieguo e che scorre proprio nelle mie vene. Grazie a Maria Grazia, e quindi noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Casperia in provincia di Rieti. E non tutti sanno che a Casperia c'è anche un birrificio, quindi andiamo a scoprirlo con il titolare Claudio Di Rollo. Ecco, come nasce questo birrificio? Buongiorno, allora il birrificio nasce con l'idea di mettere appunto un impianto di produzione di birra artigianale in mezzo alla campagna. Un'azienda agricola che produce l'orzo da birra e poi trasforma in birra, con l'idea di renderci totalmente indipendenti, quindi in futuro mettere anche un luppoleto, pannelli fotovoltaici per avere l'energia sufficiente per far lavorare i macchinari ed essere completamente indipendenti. Questo è il nostro obiettivo. L'idea, ecco, di stare in mezzo alla natura e produrre quello che facciamo noi, che è un prodotto totalmente naturale, proprio immersi nella natura. E qui la terra non manca, c'è una bella vista su Casperia, quindi un'azienda agricola circondata anche da uliveti, da campi, natura incontaminata. Assolutamente sì, infatti anche noi qui abbiamo un piccolo uliveto. Quando veniamo a lavorare qui siamo in una condizione ottimale, ecco. Diciamo che più che un lavoro diventa uno stare in armonia con la natura e produrre un prodotto che appunto artigianale è veramente in simbiosi con quello che è l'ambiente. A chilometro zero, perché qui avete i campi e poi avete l'imbottigliamento, avviene tutto qui? Avviene tutto qui dentro. L'orzo viene prodotto qui nei nostri terreni, la birra viene prodotta all'interno del birrificio, imbottigliata all'interno del birrificio e poi esce soltanto per essere nel momento in cui viene venduta ai clienti. Avete vari tipi di birra, no? Abbiamo 3 tipologie di birra, una lager ottenuta da bassa fermentazione con 5 gradi e mezzo, poi abbiamo una strong ale ad alta fermentazione con 7 gradi alcolici, leggermente ambrata, e poi una rossa sempre ottenuta da alta fermentazione e sempre con 7 gradi alcolici. Ho visto che state facendo anche degli esperimenti con le castagne poi. Sì, in questo momento stiamo producendo una birra per la cooperativa Velinia, che è una cooperativa della zona, sempre in Sabina, che hanno voluto fare una birra alle castagne e al miele con i loro prodotti e quindi in questo momento stiamo lavorando proprio su questa birra che sarà pronta tra una ventina di giorni più o meno. Voi siete stati tra i primi riguardo le birre artigianali, perché parliamo del 93. Nel 1993 nasce il progetto Crowbridge e quindi sì, siamo stati evidentemente i primissimi. Non c'era proprio la cultura di una birra artigianale in Italia ancora. Poi ci siamo trasformati in azienda agricola e nel 2020 ci siamo spostati qui a Casperia, dove ci siamo innamorati di questo posto e abbiamo realizzato questo progetto. Sono contenti i tanti turisti inglesi che ogni anno arrivano a Casperia? Assolutamente sì,
Infatti Casperia è gemellata con una città irlandese e c'è anche una festa irlandese qui a Casperia dove appunto viene apprezzata la nostra birra. Casperia è un paese dove c'è molto turismo, soprattutto nella bella stagione, primavera ed estate, e ci sono anche dei turisti che sono residenti tutto l'anno qui, hanno scelto di vivere a Casperia. Chiudiamo allora con un invito a visitare Casperia. Benissimo, assolutamente sì, perché Casperia è tra i borghi più belli d'Italia, offre molto al turismo. Abbiamo il nostro olio locale, l'olio della Sabina, che è tra i migliori in Italia, e poi abbiamo tante bellezze da visitare anche a livello naturale, le gole del diavolo che sono qui, il fiume Farfa, la valle del Farfa, e ci sono moltissimi posti interessanti da visitare. E poi si può degustare una birra artigianale buona. Assolutamente sì, aspettiamo tutti coloro che vogliono assaggiare una birra locale a braccia aperte. Grazie a Claudio Di Rollo, e quindi Casperia vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Casperia in provincia di Rieti. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.